Nuovo caso a Sciacca, in provincia salgono a 122 contagi, 39 le persone attualmente positive, 13 decessi. Le misure del governo nazionale della fase 2 non piacciono al governatore della Sicilia Musumeci. Il sindaco di Trapani impugna il decreto, il collega di Messina scrive a Conte e ai governatori del sud. Flash mob Risorgi Italia, gli esercenti hanno alzato le saracinesche in segno di protesta e consegnato le chiavi delle loro attività. Le chiese potrebbero riprendere a celebrare messa dalla fine del mese, dall'11 maggio all'aperto, dal 25 al chiuso. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nuovo caso di coronavirus a Sciacca. A livello provinciale dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati contagiati 122 soggetti. Attualmente le persone positive sono 39, 11 delle quali risultano ricoverate in ospedale, 13 le persone decedute dall'inizio dell'epidemia. Arturo Cantella. Sono saliti a 122 i contagi da Covid-19 nella giornata di ieri. Un nuovo caso è scoppiato a Sciacca, portandosi così a 24 in totale nella città termale, mentre aumentano i guariti saccensi che salgono da 16 a 17 unità. Il nuovo caso sarebbe maturato all'interno del nucleo familiare che già era stato interessato al virus. I soggetti posti in quarantena per l'ASP di Agrigento, secondo il report giornaliero inviato, sono 28, mentre quelli ricoverati suddivisi nelle varie strutture ospedaliere Covid della Sicilia sono 11. Caltanissetta resta sempre l'ospedale col più alto numero di ricoverati, 6 in tutti, gli altri suddivisi tra Palermo, Marsala e Partinico. In Sicilia invece i nuovi tamponi effettuati ieri sono stati 2.358, secondo il report fornito dall'assessorato alla sanità regionale, tra cui positivi 35 e contagiati 20. I ricoverati scendono di 13 unità, portandosi a 482, mentre quelli in terapia intensiva, ce n'è uno in meno, vanno così a 34. In isolamento domiciliare 1.681, più 14. I guariti salgono a 745, più 14, mentre i decessi aumentano solo di una unità, portandosi a 232. Vediamo altresì come viene spalmato nelle province siciliane i dati sopra indicati. Quella di Agrigento si attesta a 69 casi, 2 in più. Aumentano anche quelli di Catania che vanno a 670, 7 in più. Messina scende di 3 unità, portandosi a 373. Palermo in aumento di 8 e vanno a 352 contagiati. Enna scende di 5 unità, attestandosi a 295. Un balzo avanti di 9 nuovi casi fa la provincia di Caltanissetta, 125. Stabile risulta la provincia di Siracusa con 111 e anche quella di Ragusa con 54 casi, mentre 2 in più si registrano a Trapani che si porta a quota 94. Intanto in tema di prevenzione Covid-19 i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo nei confronti di una parrucchiera al villaggio Mosè, pescata mentre esercitava il suo lavoro. I militari che si sono presentati in Borghese hanno anche scoperto e fermato una cliente che aveva appena terminato l'acconciatura. I finanzieri hanno così multato sia l'esercente, in quanto non poteva svolgere l'attività vietata, che la cliente, che non poteva ricevere alcun servizio ad esso collegato per le norme relative al coronavirus. Le misure annunciate dal 4 maggio lasciano scontenti tutti. Musumeci e l'assessore Turano decisi ad aprire più attività nella fase 2. Vediamo. Il governatore siciliano Nello Musumeci sta lavorando a una lettera da inviare al premier Giuseppe Conte per chiedere nell'isola il riavvio di alcune attività in considerazione del minor numero di contagi. A renderlo noto è l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, che oggi, proprio su indicazione del presidente Musumeci, ha sentito in videoconferenza le associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Un confronto utile ad elaborare un documento contenente non solo le criticità dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche i possibili percorsi di ripartenza in sicurezza. Nelle scorse ore il governatore non ha fatto mistero del suo disappunto per le norme che entreranno in vigore dal prossimo 4 maggio, ponendosi di fatto in linea con
molti settori produttivi dell'isola che invocano con forza la riapertura dei termini previsti da Roma. A fargli eco lo stesso assessore Turano, perché il nuovo decreto è stato per tutti una doccia fredda, in particolare per le categorie produttive siciliane. Vede che parlo con tutte le associazioni di categoria, in questi giorni ho parlato con tutti gli imprenditori siciliani che non capiscono più la ragione per la quale devono continuare a stare chiusi. E onestamente io li comprendo e non capisco neppure io perché un negozio a Palermo debba rimanere chiuso e una fabbrica invece a Bergamo o a Brescia, a Torino o nei posti dove la pandemia è per davvero un problema serio possa stare aperta. Noi viviamo di turismo, viviamo di servizi e viviamo di commercio e queste sono le 3 categorie che vengono penalizzate. Oggi, dicevo, ho riunito tutte le associazioni di categoria e mi hanno fatto dire con precisione le cose che vogliono per ripartire subito. Il presidente Musumeci domani, e lo ringrazio per questo, assieme agli altri presidenti delle regioni italiane, incontrerà il presidente Conte in una videoconferenza. Sono certo che le istanze che verranno dall'imprenditoria siciliana saranno ben rappresentate e spero proprio che il presidente Conte le accolga. Non solo il governatore Musumeci, ma anche alcuni sindaci siciliani si schierano contro le misure della fase 2 varate dal governo Conte. Il comune di Trapani ha addirittura deciso di impugnarle. Vediamo. La scelta di impugnare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 parte da 2 presupposti importanti. Il primo attiene alla constatazione che nelle ultime settimane in Sicilia e in provincia di Trapani si registra una diminuzione sensibile della diffusione del virus e l'assenza di una pressione sul nostro sistema sanitario. Ovviamente ciò grazie alla compostezza dei cittadini e l'abnegazione del personale sanitario. Il secondo attiene alla grave situazione economica in cui si trovano gli imprenditori dei settori interessati, che costituiscono la fonte principale di sostentamento, nonché il motore dell'economia trapanese. Così si legge in un comunicato del comune di Trapani. Il ricorso non rappresenta un insensato libera tutti, si precisa, ma la possibilità per le nostre attività imprenditoriali di riavviare i motori al fine di consentire alle tante famiglie trapanesi di ritornare alla dignità del lavoro senza abbandonare il rispetto delle norme di sicurezza e della prudenza che sono state individuate dai competenti organismi. Il sindaco Giacomo Tranchida ribadisce la richiesta di interventi precisi per il settore turistico trapanese, esplicitando la necessità urgente di riapertura delle attività nello slogan #Lavoro e Salute, chiarendo inoltre, come per la Sicilia, la provincia di Trapani e la città capoluogo, non si possono assumere gli stessi provvedimenti destinati al nord Italia e in particolare alla Lombardia e al Piemonte. Le scelte governative devono contemplare misure adeguate alla reale situazione. Non è apprezzabile la scelta di chi tratta tutti nella stessa maniera, quando la situazione è totalmente diversa. Infine, sempre nel comunicato, si sottolinea che il governo deve tenere conto della situazione del contagio, in cui versano le diverse realtà regionali, e di conseguenza agisca nel rispetto di una comunità che spesso vive il disagio e l'isolamento fisico e sociale dell'isola, spesso dimenticata, affidando ai sindaci la responsabilità di tutelare la salute non solo fisica dei propri cittadini e imprenditori. L'uguaglianza, conclude il comunicato, del resto è trattare in maniera diversa situazioni diverse e in modo uguale situazioni uguali. Fase 2, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, scrive al Premier Conte ed ai governatori del Meridione. C'è il servizio. Continuare in questo mondo di incertezza, in questo mondo senza una scadenza, in questo mondo che ogni giorno che passa noi moriamo perché noi non abbiamo un sistema imprenditoriale forte. Siamo stanchi di dichiarazioni con le quali si rimanda sempre ad un futuro prossimo la ripresa delle attività economiche senza mai dare una data certa, a differenza di altri paesi europei, o ancor peggio senza porsi mai il problema di come le attività economiche che finora sono rimaste sospese potranno riprendere a lavorare. Lo scrive in una nota il sindaco di Messina, che nelle scorse ore ha inviato una proposta al Premier Conte e ai governatori del Meridione con le misure da adottare per gestire la fase 2, chiedendo ad ognuno di loro di contribuire per elaborare una proposta condivisa. I presidenti delle regioni del Meridione devono alzare la testa e difendere il proprio popolo. Ecco l'invito che fa il sindaco De Luca questa sera. E che cosa manda a questi presidenti di regione, al presidente del Consiglio Conte? Manda il suo modesto contributo riguardante delle idee da mettere in pratica, che le abbiamo definite, ieri ne abbiamo accennato, domani le rivedremo una per una, ma in ogni caso stanotte partirà questa PEC
per tutti i destinatari e implorarli di smetterla, di smetterla immediatamente, di revocare questo provvedimento che ancora tra le altre cose non è entrato in vigore e rivedere immediatamente tutta la posizione, dando la possibilità ai presidenti delle regioni, in collegamento con i sindaci sul territorio, che siamo le sentinelle, ce la prendiamo questa responsabilità di continuare a svolgere il ruolo di massima autorità locale in materia di sanità e protezione civile. In assenza di riscontro, fa sapere De Luca, emetterò il 4 maggio un'ordinanza sindacale con la quale mi farò carico di consentire nel territorio di Messina, a far data dal 25 maggio, la ripresa delle attività economiche nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Continuare a mantenere una sospensione generalizzata di tutte le attività economiche, conclude il sindaco peloritano, ferme dai primi di marzo, è dunque inaccettabile sia in senso generale che ancor di più in considerazione della situazione del meridione, dove gli operatori economici, per la maggior parte piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, liberi professionisti e titolari di partita IVA, sono stati lasciati sostanzialmente privi di qualsiasi sostegno economico e non saranno, perdurando tale stato di cose, in grado di riaprire le loro attività. Noi purtroppo non abbiamo le industrie del nord, non abbiamo le piccole industrie, le manifatture, le industrie manifatturiere che ci sono al nord, noi abbiamo piccole partite IVA, piccoli commercianti, microimpresa, che se perde 2 o 3 mesi del loro ciclo produttivo moriamo! Allora lo volete capire che alla fine il tema è proprio questo e che è ovvio che le soluzioni ognuno di noi che ha la responsabilità le propone per questi motivi, oppure devo stare zitto. De Luca introduce poi il concetto della banca dati libertà autovigilata, presso la quale ogni utente sarà tenuto a registrarsi per accedere ai servizi ammessi e disciplinati nello stesso decreto. Ed ecco che io mi sono preso la responsabilità di dare delle soluzioni, la banca dati, più che per quanto riguarda l'entrata nei cimiteri, nelle chiese. Ed in quest'ottica si inquadra la protesta silenziosa di bar e ristoranti. Ieri sera hanno aperto le loro attività non ai clienti ma alla speranza di poter ripartire. Vediamo. Risorgiamo Italia, questo è il nome della protesta che ha visto protagonisti bar e ristoranti, ma anche pizzerie. Gli imprenditori della provincia di Agrigento, così come nel resto d'Italia, chiedono la riapertura del settore. Ieri sera alle 21 queste attività hanno simbolicamente alzato le saracinesche, acceso le luci, apparecchiato un tavolo. Un modo per richiamare l'attenzione, una protesta silenziosa sulle gravi difficoltà che sta vivendo il settore dall'inizio dell'emergenza coronavirus. L'1 giugno è la data prevista dal governo per la riapertura di queste attività, ma ieri era già troppo tardi e tra un mese potrebbero non riuscire a riaprire. Capofila della manifestazione in provincia il comune di Racalmuto. Lì c'è stata un'adesione massiccia al flash mob, ma anche altri esercenti del capoluogo hanno aderito. Chiedono ai sindaci di farsi carico e portavoce della grave crisi che attaglia il loro settore. Simbolicamente affidano ai primi cittadini le chiavi dei locali per consegnarle al Premier Conte. Vogliono essere inseriti nella fase 2 che partirà il prossimo 4 maggio. Desiderano poter lavorare, ripartire. Poi le luci dei locali si sono spente, le saracinesche si sono abbassate, ma si è accesa la speranza di ricevere una risposta. Ma c'è anche chi lamenta la mancanza di presupposti economici per poter ripartire, per poter riaprire la propria attività. Si sta discutendo in questi giorni delle probabili misure di sicurezza che dovranno essere adottate dai locali al momento della riapertura, dai pannelli di plexiglass al distanziamento dei tavoli ai turni. Molti titolari di ristoranti, bar, pasticcerie, lidi balneari sostengono che si tratti di misure insostenibili per la gestione ordinaria di un locale, oltre a risultare insopportabili dal punto di vista economico. Ripartire sì, ma quando e come è tutto da vedere. Unitamente alle altre associazioni di categoria, l'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, presieduta da Carmelo Cantoni, ha firmato e inviato al Presidente del Consiglio Conte, ai ministri Gualtieri all'economia e Franceschini al turismo una lettera per richiedere l'immediata riapertura. Le strutture ricettive extra-alberghiere sottolineano che per la loro stessa connotazione strutturale sono in grado di garantire le adeguate misure di distanziamento sociale utile al contenimento della diffusione del Covid-19.
Le chiese potrebbero riprendere a celebrare messa, si vocifera la data dell'11 maggio per gli spazi all'aperto e la fine del mese per gli spazi al chiuso. Lello Casesa. Fra qualche giorno entreremo nella cosiddetta fase 2 ed ancora non si conoscono nello specifico le modalità di azione e non mancano le proteste nel Paese di moltissime categorie produttive sulla mancata riapertura con un danno economico incalcolabile. Anche la Conferenza Episcopale Italiana è scesa in campo, ritenendo necessario la riapertura delle chiese con margini di sicurezza, rispettando tutte le indicazioni e gli accorgimenti necessari. Da voci di palazzo si sussurra quasi imminente la celebrazione delle messe a partire dall'11 maggio, in condizioni di sicurezza. È chiaro comunque che l'orizzonte temporale possibile, come riporta questa mattina il quotidiano Avvenire, è compreso dentro il prossimo mese e la decisione finale dovrà essere legata all'andamento della curva dei contagi con 4 opzioni diverse. Lunedì 4 maggio riguarda la ripresa delle celebrazioni dei funerali con al massimo 15 persone. 11 maggio la possibilità di celebrare l'Eucaristia all'aperto. 18 o 25 maggio le celebrazioni all'interno delle chiese in condizioni di sicurezza che prevedano il distanziamento fra i fedeli, guanti e mascherine, sospensione di alcuni gesti liturgici come lo scambio della pace. È chiaro che le mosse del governo sono il frutto di una interlocuzione costante con la CEI e soprattutto con il Comitato Tecnico Scientifico. Si lavora infatti ad un semplice protocollo sulla celebrazione delle diverse liturgie come i funerali con al massimo 15 persone tra parenti stretti o i matrimoni con la presenza dei soli nubenti e testimoni, mentre di battesimi, prime comunioni e cresimi normalmente effettuati a maggio non si sarebbe ancora discusso. Saranno naturalmente previste regole differenti anche alle altre religioni presenti nel nostro Paese, rispettando le disposizioni governative che permettano ai fedeli di partecipare alle preghiere in condizioni di massima sicurezza. Nuovi immigrati a Lampedusa, un'imbarcazione con 100 persone a bordo, tra 49 uomini, 44 donne, 7 minori, è arrivata fino al porto. Il sindaco Totò Martello commenta: gli sbarchi continuano e in questo caso oltretutto c'è un pericoloso rimpallo di responsabilità. Nessun mezzo militare, infatti, fino ad ora è stato disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al molo Favarolo, da dove dovranno essere trasferiti al momento che l'hotspot è già pieno e non può ospitare altri migranti per la necessaria quarantena sanitaria. Questa situazione, prosegue, è inaccettabile. Le istituzioni che hanno il dovere di intervenire non possono scaricare il peso dell'accoglienza interamente sulle nostre spalle. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato una coppia per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Arturo Cantella. 2 sono gli arrestati a Menfi che nel tentativo di disfarsi della droga in loro possesso la lanciano dal finestrino dell'auto in corsa, ma i militari della locale compagnia sono riusciti a fermarli. La notte scorsa i carabinieri della compagnia di Sciacca, al termine di un momentato inseguimento, hanno arrestato una coppia di Menfi che nel tentativo di portare a termine un trasporto di cocaina ha cercato di eludere i controlli, lanciando lo stupefacente dal finestrino dell'auto. Continuano i serrati servizi sul territorio da parte dell'Arma dei Carabinieri al fine di applicare le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19. La notte scorsa, infatti, una gazzella della sezione radiomobile di Sciacca ha intercettato un'auto alla periferia di Menfi. Alla vista dei militari la vettura ha accelerato bruscamente. Il conducente ha così provato a seminare i militari, cercando di nascondersi tra le campagne. Nel frattempo il passeggero non ha perso tempo, lanciando anche una bustina trasparente dal finestrino, evidentemente nel tentativo di disfarsene. A poco è servito il tentativo di eludere il controllo dei militari, che in pochi minuti sono riusciti a raggiungere e fermare l'auto. I carabinieri hanno anche recuperato la bustina lanciata poco prima dal finestrino. C'erano 6 grammi di cocaina, molto probabilmente destinata al mercato locale. I 2 occupanti della macchina, un ragazzo di 33 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine,
e una donna di 23, entrambi erano residenti a Menfi, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Lo stupefacente avrebbe fruttato circa 300 euro e verrà ora analizzato e distrutto. L'attività di controllo del territorio continua, non solo per fare rispettare le normative previste in tema di contenimento del Covid-19, ma anche per prevenire e contrastare, come in questo caso, reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e di tipo predatorio. I carabinieri della stazione di Agrigento hanno arrestato un gambiano 21enne bloccato nello storico quartiere della Bibirria del capoluogo con 56 bustine di marijuana per un totale di quasi 80 grammi. Le dosi, pronte per lo spaccio, sarebbero state vendute al dettaglio ai clienti della città. Già dalle prime ore del pomeriggio, quando avevano visto quel ragazzo in tuta scendere da un pullman, i carabinieri della stazione di Agrigento, impegnati in una delle numerose pattuglie disposte per applicare le norme di contenimento del coronavirus, avevano capito che c'era qualcosa di sospetto nel suo comportamento. Appena sceso, infatti, il giovane ha cominciato a guardarsi intorno con aria circospetta e poco dopo ha iniziato a fare jogging in pieno centro storico sotto lo sguardo vigile dei militari che prima di fermarlo hanno voluto capire dove stesse andando. Il pedinamento condotto dai carabinieri, senza mai perdere di vista il runner anomalo, si è concluso nel quartiere della Bibirria, quando il ragazzo, facendo finta di fermarsi per lo stretching in salita San Vincenzo, ha spostato un piccolo masso ed ha cominciato ad armeggiare per tirare fuori qualcosa. I militari hanno subito capito che quello era il momento di intervenire ed hanno bloccato e identificato il giovane. Il gambiano 21enne, già noto alle forze dell'ordine, che non ha saputo ovviamente fornire una spiegazione sul perché da un paese delicatese dove è residente fosse venuto a farsi una corsetta proprio nel centro di Agrigento. Il vero motivo della sua attività sportiva era in realtà un altro: occultare e protette da una busta di plastica e dal masso che il gambiano stava spostando c'erano infatti ben 56 piccole bustine di marijuana, quasi 80 grammi in tutto, pronte per essere recuperate una ad una ed essere vendute tra una corsa e un'altra agli acquirenti agrigentini. A quel punto i carabinieri hanno sequestrato tutta la droga e fatto scattare le manette ai polsi del gambiano, che dovrà ora rispondere di detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio. Lo stupefacente, che avrebbe fruttato oltre 500 euro, verrà analizzato e distrutto. Dalla Cina 2000 mascherine per l'ICATA sono state donate alla Croce Rossa di Agrigento e al 118 Sicilia per metterle a disposizione di chi ne ha più bisogno. Vediamo. In arrivo direttamente dalla Cina 2000 mascherine del tipo KN95 e donate sia alla Croce Rossa di Agrigento che al 118 Sicilia per metterle a disposizione di chi ha bisogno. L'ICATA chiama Cina e la Cina risponde. Questa è la splendida storia di solidarietà che ha viaggiato su una consolidata amicizia. Gli imprenditori licatesi Salvatore Russo e Alessio Vitti sono riusciti a far arrivare all'ICATA 2000 mascherine KN95, potendo contare sull'amicizia con il presidente Leo Wayne dell'associazione La Nuova Via della Seta, Consiglio per la cooperazione economica e culturale. Con caparbietà Salvatore Russo, impegnato da sempre nell'attività di volontariato cattolico, dopo aver chiesto la collaborazione di enti e istituzioni che sono state sorte alla sua proposta di fare arrivare e distribuire le mascherine donate dalla Cina, ha trovato invece un'ampia disponibilità nei dirigenti dottor Angelo Vita, presidente della Croce Rossa di Agrigento, e Giuseppe Lombardi, responsabile del 118 Sicilia, a cui sono state consegnate le mascherine che hanno fatto un lungo viaggio con un tragitto complesso tramite Hong Kong, Dubai, Stanford, Milano e quindi Licata. Nelle ultime ore le mascherine sono state consegnate ai responsabili della Croce Rossa e del 118 e messe immediatamente a disposizione di chi ne ha bisogno. Non è tempo delle polemiche, ma della solidarietà, ha dichiarato il dottore Russo, che ha auspicato in futuro anche una proficua collaborazione con la Croce Rossa per ulteriori iniziative benefiche, ringraziando con Alessio Vitti l'amico Leo Wayne, che ha dimostrato a noi e alla nostra comunità
che la solidarietà non ha colori e confini. Si tratta di un grande gesto che abbiamo tanto apprezzato. Siamo felici e soddisfatti che oggi un'ingente quantità di mascherine sia a disposizione per prevenire il terribile virus Covid-19. Da siciliani e da persone che credono tantissimo nella solidarietà, non possiamo che dirci contenti perché in questa emergenza abbiamo potuto riaffermare a noi stessi quanto siano importanti i valori dell'amicizia. È chiaro che per noi un aiuto così importante è un aiuto che ci dà tanto onore e nello stesso tempo ci dà la possibilità di rendere un servizio ancora migliore per tutta la cittadinanza e per tutta la regione Sicilia, anche perché questi verranno distribuiti non solo nelle nostre zone ma un po' ovunque, perché la nostra è un'azienda di respiro regionale, quindi io avrò cura che un pezzo di questa fornitura arrivi a tutta la regione. Grazie. Anch'io ringrazio a nome della Croce Rossa, come sa benissimo Salvatore, noi in provincia siamo circa 800 volontari e come giustamente tu hai detto siamo sempre in azione. Vedi per esempio ieri sera c'è stato uno sbarco e questi dispositivi di protezione individuale sono per noi una manna dal cielo, perché che se ne dica la protezione civile dice che avrebbe dovuto darle a tutti e penso pure compreso a voi, noi a oggi non abbiamo ricevuto nulla e se non fosse stato veramente per questa azione e qualche altra azione di qualche amico, veramente noi volontari non so quello che ci poteva succedere. E queste sono quelle opere veramente belle e caritatevoli che vengono fatte col cuore. E Salvo non è la battuta che è un volontario di Croce Rossa, ma anche se non lo fosse, come si vuol dire, ma lo è, ce l'ha nel cuore. Grazie Salvo. Grazie a voi. Grazie. Finale provinciale del premio Scuola Digitale 2020. Vince l'Istituto Comprensivo di Agrigento Rita Levi Montalcini. C'è il servizio. Premiato l'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento con l'assegnazione del primo premio per il progetto nazionale Scuola Digitale. La fase provinciale della manifestazione è stata organizzata dalla Scuola Polo Giovan Battista Odierna di Palma di Montechiaro. La premiazione è avvenuta in videoconferenza per via delle restrizioni dovute al Covid-19. Tra la giuria anche il primo cittadino della città del Gattopardo, Stefano Castellino, e il docente universitario di Palermo, professor Calmero Ferrara. Il premio assegnato di Euro 1000 sarà devoluto per gli investimenti di carattere digitale per la didattica scolastica. Soddisfazione per l'Istituto Rita Levi Montalcini, che mi onoro di presiedere. Ieri è stato premiato come scuola vincitrice del concorso provinciale Scuola Digitale 2019-2020 che si è svolto in videoconferenza, come del resto tutte le manifestazioni che si svolgono in questo momento, attesa la particolare situazione emergenziale che c'è, e soprattutto vedere i miei alunni relazionare in videoconferenza è stato veramente una grande soddisfazione, ma al di là di questo c'è la grande soddisfazione da parte di tutto il personale docente per questa attività svolta dagli alunni e soprattutto per la dimostrazione che il digitale può essere uno strumento sicuramente all'avanguardia, sicuramente che allargherà ancor più l'offerta formativa dei nostri alunni e permetterà loro di acquisire quelle competenze che potranno sfruttare nel futuro e nel proseguo della loro vita. Il progetto coordinato dall'Istituto Superiore Odierna di Palma Montechiaro ha visto la partecipazione di altre scuole e, ripeto, la mia scuola ha vinto il primo premio, ma al di là di questo, della vittoria in quanto tale, credo che sia estremamente importante far capire all'utenza tutti che ormai la scuola sta cambiando e noi ci dobbiamo confrontare assolutamente con queste nuove tecnologie e metodologie, fermo restando che nessuno mai può sostituire quella che è la didattica in presenza, ma in un connubio di estrema positività, quale la didattica fatta in presenza con la strumentazione di nuove metodologie, di nuove fatte a distanza, soprattutto con il digitale, credo che ci può essere possa sortire un risultato estremamente positivo per quanto riguarda, ripeto, l'apprendimento dei nostri alunni tutti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto.
amarsi un po'. È come bere. Più facile è respirare. Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai e paurire no, no, amarsi un po'. Un po' fiorire, aiuto sai a non morire senza nascondersi, manifestandosi. La